Salmo 25, leggiamo dal primo verso, ci fermiamo al verso 7. I nostri versi su cui mediteremo sono il 6 e il 7. Di Davide: a te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Fino a qui, accomodatevi. 3 punti, un titolo che scandisce un verbo ripetuto 3 volte in 2 versi. Ricordati, non ricordarti, ricordati di me. Questo è il messaggio, questi 3 punti, queste le 3 richieste, queste le 3 volte in cui Davide ripete questo verbo, ricordarsi. Ricordati, Signore, per la nostra vita, per la nostra salvezza, per il nostro cammino di fede. È buono per noi chiedere che Dio abbia davanti a sé, questo è il termine, ricordarsi, avere davanti, portare alla mente la sua bontà per tutto di noi, per la nostra vita, per la nostra esistenza, per le nostre scelte. La visione dell'Antico Testamento particolare legata soltanto a Dio, che parla di un Dio largo. Dice la Scrittura che le compassioni del Signore sono immense, le compassioni del Signore sono grandi. Dio è pieno di compassioni. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni non si sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Le compassioni del Signore vanno oltre ogni limite, addirittura Isaia le accosta al fremito delle viscere, è un parlare umano chiaramente, il ricordarsi, le viscere, è come se Dio fosse un uomo, le sue compassioni sarebbero quelle viscere che fremono all'interno, che non lasciano insensibile la persona. Dio è pieno di compassioni, Dio si muove dentro quando prova compassione per il suo popolo. Quando noi leggiamo di Gesù, che abbiamo le scorse settimane, guardava le folle e ne aveva compassione. Ricordati, o Dio, delle tue compassioni e ricordati della tua bontà. Noi possiamo sperare in Dio perché Lui è un Dio buono, è un Dio pieno di compassioni. Possiamo sperare per la nostra vita perché Lui è buono. E dice il Salmo, la sua bontà dura in eterno. Se noi siamo in vita questa mattina, se noi possiamo sperare nella forza per lavorare, per progettare il nostro futuro, certo mettendolo sempre nelle mani del Signore, è perché Dio è buono. Nessuno pensi di poter fare alcunché con le proprie forze, con le proprie risorse. Dio è buono. Ricordati della tua bontà, o Signore, perché se tu non ti ricordi della tua bontà, nel giorno di domani io potrei non svegliarmi. Abbiamo avuto dei lutti in questa settimana. La nostra sorella Lina, il lutto di sua sorella Carmela, il nostro fratello Lucky, il lutto di sua mamma. Morti improvvise, da un giorno all'altro. Perché se Dio non si ricordasse di noi, chi di noi sopravvivrebbe? Chi di noi potrebbe fare qualsiasi cosa? Ma Dio è buono. Dio è buono e si ricorda di noi. Noi abbiamo conosciuto un Dio buono. L'Iddio che noi conosciamo, l'Iddio di cui parliamo, è buono. A dispetto di tutto quello che gli altri possono dire di Dio. E molti parlano di Dio, tutti parlano di Dio, pur non conoscendolo. Noi l'abbiamo conosciuto
E tutto quello che viene detto di Dio da quelli che non lo conoscono, Dio è interessante, le cose di Dio sono accettabili, oppure quelli che si scontrano contro Dio o negano l'esistenza di Dio, tutto quello che viene detto da quelli che non conoscono realmente Dio, non sono nati di nuovo, non trova riscontro nella nostra esperienza, perché noi l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo conosciuto come un Dio buono. Abbiamo pane da mangiare perché Lui è buono. Abbiamo qualità umane, risorse perché Lui è buono. Lui si occupa di noi, non perché ce lo meritiamo, ma perché Lui è buono ed è ricco in compassione. Lui ci provvede ogni cosa. La sua causa davanti ai nostri nemici gli sta davanti perché Lui è buono. E noi possiamo sperare in Lui questa mattina perché Lui è buono. E se noi vogliamo ricevere qualcosa dal Signore, Dio non si deve ricordare della nostra giustizia o del nostro bisogno o di quello che siamo o confrontarci con gli altri e valutare che forse una mano ce la può dare. Se noi possiamo sperare e vogliamo sperare nel Signore, dobbiamo dire al Signore: Signore, che cosa sono io? Di una sola cosa ti devi ricordare: ricordati della tua bontà, ricordati della tua compassione, allora io potrò vivere, allora io potrò andare avanti, allora io potrò confidare nella tua provvidenza. Ricordati della tua bontà, o Signore. Dice Davide ancora: non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati della tua bontà, Signore, ricordati delle tue compassioni, ma non ricordarti dei miei peccati. Non ricordarti, non portare alla tua mente le mie trasgressioni, perché sono tante. Dalla mia gioventù io ho peccato, ho trasgredito, ti sono stato infedele, ho devastato la mia vita, ho commesso errori, ogni giorno commetto errori. Signore, non ricordarti delle mie trasgressioni, cioè perdona. Possiamo chiedere al Signore una nuova vita questa mattina. Possiamo chiedere la pulizia del cuore. Possiamo chiedere una veste bianca. Possiamo chiedere la vita che procede dal perdono dei peccati. Possiamo dire a Dio: non ricordarti dei miei misfatti, perché se tu te ne ricordassi, o Signore, io sarei distrutto, ma c'è grazia per me questa mattina e io posso essere perdonato. Quindi ricordati della tua bontà, non ricordarti dei miei peccati, cose, situazioni. Ma poi Davide aggiunge ancora: ricordati. La terza volta che usa questo verbo, la seconda volta che lo usa in un modo positivo: ricordati di me. Ricordati di me. Non della vita che sto vivendo, non delle cose che ho attorno, non delle azioni di cui mi sono macchiato, non delle cose di cui ho bisogno per vivere. Ricordati di me. Amico, fratello, sorella, chiunque sta ascoltando questa parola, sappia che Dio si ricorda di noi. Non siamo dimenticati dal Signore. E Davide, che era l'uomo secondo il cuore di Dio, può dire a Dio: ricordati di me. Dopo la cancellazione del peccato, Dio si può ricordare di noi. Prima si deve dimenticare dei nostri peccati, altrimenti come potremmo andare a Lui? Ma quando Lui ci ha perdonati, quando Lui ha avuto pietà di noi, quando Lui non si è ricordato, quando Lui ci ha dato una nuova possibilità di ricominciare tutto, noi possiamo dirgli: adesso, Signore, adesso che mi hai inettato, adesso che mi hai fatto nascere di nuovo, adesso che mi hai rialzato e mi hai ristabilito, ricordati di me. Perché ricordarsi di noi? Perché dobbiamo essere ricordati da Dio quando lo invochiamo. Immaginate la nostra preghiera, in mezzo a preghiere di migliaia e migliaia di credenti che invocano il nome del Signore.
Dio si deve ricordare di noi. Perché noi stessi non ci ricordiamo delle richieste di aiuto e di supplica dei nostri fratelli e li conosciamo. Immaginate il popolo di Dio a livello planetario. Dio si deve ricordare di noi nelle nostre invocazioni per risponderci. Ricordati di me, rispondi alle mie suppliche e io riceverò per la tua bontà l'esaudimento delle mie preghiere. Ma ancora il termine è per noi anche uno sprono a servire il Signore. Quando dovrai compiere i tuoi piani, o Signore, ricordati di me, usami. Ti invoco perché tu tra tanti ti ricordi di me e mi rendi uno strumento nelle tue mani. Ricordati di me, Signore. Non serviamo il Signore perché lo vogliamo servire. Serviamo il Signore perché Lui si ricorda di noi. Perché alla fine della nostra giornata tutto quello che abbiamo fatto non ci rende migliori dell'inizio della giornata e alla fine siamo sempre servi disutili. Ma Dio si serve di noi perché si ricorda di noi. Ricordati di me. Quando dovrai agire potentemente, quando dovrai espandere il messaggio del Vangelo nel mondo, quando dovrai muoverti tra i miseri e i poveri, quando dovrai compiere l'opera tua, ricordati di me, o Signore. Suscita nel mio cuore il senso di servirti. Chiamami, mi devi chiamare tu, ti devi ricordare tu di me, o Signore. Ricordati di me e io ti servirò. In un altro passo dell'Antico Testamento, un re, viene usato questo verbo, ricordati, un re ricordò, chiamò alla mente i suoi comandanti per poi mandarli. Il senso è questo: ricordati di me, o Signore, perché io possa servirti. Ricordati di me perché tu possa chiamarmi, perché tu possa suscitare in me un cuore di servo, perché ti sei ricordato di me. Tra tanti hai chiamato me. Ricordati di me. Non mi voglio nascondere, Signore. Non voglio dire chiama altri come fece Mosè. Voglio che tu ti ricordi di me per servirti. Ma Signore, ti devo anche dire, mentre ti chiedo di ricordarti di me, che continuo a essere uno strumento insufficiente. Continuo a essere inadatto alla tua gloria. Continuerò a fare e scoprire che se non mi aiuti tu non arriverò alla meta. Pertanto, Signore, ricordati di me nella tua clemenza. Cioè, aiutami a servirti. Dopo che mi hai chiamato, vedi che sono insufficiente e colma le mie lacune. Dammi quello che è necessario per servirti. Dammi la forza nel cuore. Dammi la potenza dello Spirito Santo. Ricordati di me nella tua clemenza. Non guardarmi come uomo perfetto perché perfetto non sono, ma usati di me e aiutami a servirti. Sii clemente con me, non essere implacabile. Fa tornare a te la gloria. Mostra le mie debolezze, mostra la mia incapacità e in quelle incapacità porta lo stesso a termine il tuo piano. Nella tua clemenza usati di me e a te andrà la gloria. Ricordati di me nella tua clemenza, o Signore, e io ti servirò, e io ti seguirò, e io mi consacrerò a te. Ricordati della tua bontà e fammi vivere. Non ricordarti dei miei misfatti e perdonami per il sangue di Cristo Gesù. E ricordati di me, perché io possa camminare nelle tue vie, servirti, invocarti e trovare nella tua clemenza la risposta di cui ho bisogno. Alziamoci in piedi, preghiamo il Signore.